Siete all'ascolto di Radio Fa Buon Sangue, la trasmissione che promuove la donazione del sangue. Ancora questa musica, Filippo? Mi ricorda qualcosa. Sì, mi ricorda anche a me qualcosa. Quando lei arrivava, Sì. accadevano omicidi. Sì. Era curiosa. Riusciva sempre a risolvere i casi della più varia natura. Sì. Era in grado di individuare, mediante indagini, prove, astute domande, l'identità del colpevole. Era, come faremo senza di lei, ora, senza la signora in giallo. Come faremo? Io non lo so. Sì. Assassini! Assassini! Ma come ancora? Ma signora, ma a parte che non ci sono assassini in radio, a Radio Fa Buon Sangue non ci sono. Ma scusi, ma è ancora con noi? Ma che sta succedendo? Ma cari Enrico e Filippo, cari giocosi, non lo sapete? No. Da qualche giorno sono passata a miglior vita. Sì. E devo dire che mi trovo bene, davvero. Ci deve essere un dettaglio che mi è sfuggito. Un dettaglio non da poco, direi, Fletcher. Insomma, lo sappiamo come dirlo, ma ce l'ha detto lei, ma lei ci ha salutato e ci dispiace davvero. Lei ci ha salutato, signor, non c'è più. Ci dispiace davvero tanto perché noi eravamo abituati ad averla qui in radio con le sue indagini. Sì. Ma cari, ma non preoccupatevi che anche da qui io continuerò a indagare e risolvere sempre nuovi casi. Perché anche lì ci sono casi da risolvere. Anche in paradiso? In paradiso. Ma in che senso, scusi? Ma è giusto che si riposi, certo. io direi, no, Filippo? Finalmente si riposi. Ti riposi? Ma io sono in paradiso, ma grande capo ogni tanto mi manda giù a prelevare qualche birichino per riportarlo sulla retta via, capito? Pensiamo al purgatorio, questo giù al purgatorio, o l'inferno, insomma, immaginiamo quello, no? Ma signora Fletcher, lei cosa fa di bello adesso? Cioè, dove si trova? Ci dia delle dite, anzi io sono curioso, ci dia dei segreti. Ma sapete che ho visto poco fa al check-in del portone di entrata? C'è un portone? Ma c'è un portone? C'è San Pietro. C'è un portone. Chi ha visto, scusi? Uno con i baffi mostacci dice di essere un vostro cantante italiano famoso, un grande musicista. Io penso che sia da poco che è arrivato anche lui in paradiso. Leggo il badge, il suo nome, his name is Franco Gatti, Società Ricchi e Poveri. Ma certo, come fa a non conoscere il baffone? Filippo, il baffone ci ha lasciato da poco. Mamma purtroppo. Maria, salutiamolo. Salutiamolo, ciao baffone. Ma sapete che... Ma lei non li conosce, scusi? Sì, mi ha chiesto se conoscevo i Ricchi e Poveri, certo, la band. Ma io conosco solo i Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd. E allora Baffo mi ha detto: signora, ha mai sentito questa canzone? Che sarò? Io ho brutto presentimento. Della mia vita che io so. Io ho brutto presentimento. So per tutto, forse niente da domani. È lungo. Si vedrà. Filippo. E sarà quel che sarà. Signora, ma non è la mia Bellini, ma sente questo successo. Sarà perché ti amo, stringimi forte, secondo me è lungo. e stammi più vicino. È troppo lungo. Così bello che non mi sembra vero. Se il mondo è matto, che cosa c'è di strano? Io stringerei. Matto per matto, almeno noi ci amiamo. Signora, ma stia qui, ascolti questa hit. Mamma Maria, questa doveva esserci. Però è lungo. Maria, mamma Maria, mamma Maria, ma Io ho detto che No, anche in paradiso. Io ho detto che era lungo. Io ho detto che era lungo. Ma signora, ma su cosa c'è? Dio mio. Signora, ma cosa sta facendo? Va all'inferno. Si è portata la padella da casa questa. Signora, si fermi. Lasci stare, proprio stava cantando. ragazzi,
ricordatevi sempre quello che diceva Miles Davis. Sì. La migliore musica è il silenzio, e se hai nascosto un ricordo, le canzoni lo trovano. Grazie signora Fletcher, salutaci tutti i santi del paradiso. Gatti, soprattutto che spadellati. Bye bye, bye, see you, bye.